Una nuova puntata di Verona Live in diretta sul canale 640 del Digitale Terrestre e sulle pagine Facebook di Radio Adige e Verona Daily. Oggi 7 gennaio 2021 torniamo a parlare delle conseguenze della pandemia da Covid-19 sui locali pubblici, in particolare su bar e ristoranti. Ne parleremo con i contributi registrati di Leopoldo Ramponi, presidente dell'Associazione Ristoratori di Confcommercio Verona e proprietario del Bersagliere, e Simone Vesentini, portavoce dei ristoranti tipici di Verona e titolare dell'Osteria Caffè Montebaldo. In collegamento in diretta avremo fra pochi minuti Paolo Artelio, presidente di FIPE Confcommercio Verona, il sindacato che rappresenta gli imprenditori del settore dei pubblici esercizi. Ma prima di andare a vedere il tema del giorno, diamo uno sguardo ai dati del contagio in questo inizio di 2021, come al solito con l'elaborazione grafica di Jedi Visual, e quindi andiamo a vedere i ricoverati con sintomi. Oggi nelle scorse 24 ore sono stati 117 sul territorio nazionale, 16 in terapia intensiva e altri 2210 sono le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il dato dei casi totali registrati, sempre un dato da prendere con le pinze, perché in questi giorni di festa chiaramente sono sempre dati variabili. 18.020 nelle scorse 24 ore i nuovi casi positivi registrati. Il numero dei decessi è ancora molto alto, 414. E per quanto riguarda la situazione appunto in Italia, si discute anche delle misure da prendere e leggiamo da questo articolo invece dell'ANSA, ci sono 9 regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta. Dopo i progressi delle scorse settimane torna a aumentare il numero di regioni appunto con una soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. La media nazionale si attesta al 30%, ma a superare questa soglia ci sono ben 9 regioni, ovvero 3 in più in una settimana. E appunto in base ai dati del Ministero della Salute aprile la soglia di allerta dei posti in terapia intensiva è appunto stabilita al 30% in base a quello che era successo durante la prima ondata. Le 9 regioni in cui viene superata sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano e anche in quella di Trento, Puglia e Veneto. Il Veneto al 37%. E per quanto riguarda il Veneto veniamo al punto stampa di oggi del governatore, del presidente Luca Zaia. Si discute, si fanno anche le previsioni su quella che sarà la zona arancio o rossa o meno per il Veneto. Zaia dice il nostro colore lo deciderà l'Istituto Superiore di Sanità. Zona rossa non penso, dice Zaia. Cambiano appunto i criteri per valutarla. E ancora fra gli altri temi toccati dal presidente oggi, i vaccini, oggi li finiamo tutti, per fortuna ne arriveranno di nuovi, dice, confidiamo in quello di Moderna che si conserva in temperatura da frigorifero a differenza di quello Pfizer, come abbiamo imparato in questi giorni. Un commento sulla didattica a distanza, dice Zaia: capisco i ragazzi, chiudere la scuola è una sconfitta, non lo facciamo per la velleità o puntiglio politico, non c'entra niente la questione trasporti, dice Zaia, questa è sanità pubblica. E poi appunto commenta anche i fatti incresciosi accaduti negli Stati Uniti negli scorsi giorni. Ma veniamo al tema del giorno e andiamo a vedere, prima di dare la parola al nostro ospite in diretta e a quelli che abbiamo registrato nelle trasmissioni di oggi, diamo uno sguardo a questa analisi di Coldiretti. Secondo l'associazione di categoria, che chiaramente ha interesse anche nella filiera che arriva poi fino ai ristoranti chiusi durante le feste, persi 750 milioni di euro. Secondo appunto questa analisi sono saltati chiaramente i tradizionali pranzi e cenoni di Natale e Capodanno. Sono molte le strutture che per le difficoltà e la situazione di incertezza hanno deciso di non riaprire, anche per il calo di volume d'affari dovuto all'assenza di turismo, allo smart working e alla diffidenza ancora presente fra i cittadini. Quindi tanti, poi ci sono anche i dati appunto che vengono snocciolati da Coldiretti, ma sono tanti i punti di discussione
riflessione e i temi da affrontare per queste chiusure. E per quanto riguarda le chiusure c'è anche chi ha deciso, in particolare a Verona, di chiudere proprio oggi e domani, chiudere per protesta alcuni ristoranti. Allora vediamo ancora qualche articolo degli scorsi giorni sul nostro sito dailyverona.it. Ristoratori di Verona a braccia incrociate, 7-8 gennaio saranno chiusi, un articolo dell'altro ieri. Annunciare la protesta FIPE Confcommercio, la possibilità chiaramente è di alzare le serrande solo per 2 giorni, il 7 e l'8 gennaio, e soltanto fino alle 18, e quindi la protesta di chiudere del tutto. I ristoranti restano chiusi. Vesentini, vogliamo lanciare un segnale chiaro, poi lo sentiremo proprio dalle sue parole, e ancora ristoratori in protesta, Confesercenti Verona abbandonati nell'incertezza. Sostanzialmente tutte le associazioni di categoria hanno alzato la voce per esprimere i disagi dei ristoratori, dei bar, dei locali pubblici che chiaramente da mesi, se non per qualche sprazzo quest'estate, non riescono a entrare nell'attività ordinaria che chiaramente tutti attendevano dopo la prima ondata. E allora sentiamo direttamente le motivazioni per questa singolare protesta, a restare chiusi proprio negli unici 2 giorni in cui si poteva più o meno aprire, sempre con le solite limitazioni che conosciamo. Sentiamo le motivazioni dalla voce di Simone Vesentini, portavoce dei ristoranti tipici di Verona e titolare poi dell'Osteria Caffè Montebaldo. Sentiamo. La situazione, come potete facilmente immaginare, è estremamente grave. Noi ci muoviamo già da un anno di estrema difficoltà, con le prime chiusure di marzo 2020, poi protratte per tutta la primavera, un'estate in cui è mancato completamente il turismo, e in una città a vocazione turistica come Verona questo è stato un danno enorme, facilmente comprensibile, seguito poi da un autunno con un buon mese di settembre grazie all'aiuto dei clienti veronesi, ma poi di nuovo in grossa difficoltà. Ci troviamo ovviamente adesso alle spalle la chiusura nel mese più importante, che è il mese di dicembre, e per tutto il periodo festivo. Quindi fate conto che le nostre sono aziende ormai in severa difficoltà, colpite chiaramente da debiti rispetto ai proprietari degli appartamenti o degli immobili, da debiti rispetto alla filiera, da debiti rispetto a chi con noi lavora, e sono aziende che sono in completa emorragia di posti di lavoro, in quanto non riusciamo più chiaramente come categoria a garantire l'occupazione a quello che invece era un settore una volta estremamente dinamico. Per cui siamo in un momento molto difficile. L'aver perso dicembre e le festività da solo come periodo mancante valeva alcuni mesi di lavoro per tutta la categoria, in particolare per il mondo della ristorazione organizzata, e quindi ci troviamo con delle scorie enormi che non potranno essere facilmente liberate nei prossimi mesi. Chiaramente comunque anche alla riapertura, quando ciò avverrà, ci troveremo con una clientela impaurita, una situazione di estrema debolezza e la mancanza del turismo. Per cui siamo veramente davanti al periodo più duro, che probabilmente saranno i mesi di febbraio e marzo, e dove vedremo, dispiace dirlo, ma vedremo plausibilmente delle chiusure definitive di molti nostri colleghi. E sentiamo anche il rammarico nelle parole di Leopoldo Ramponi, presidente dell'Associazione Ristoratori di Confcommercio Verona e proprietario della trattoria storica del centro di Verona, al Bersagliere. Sentiamo. Proprio per la sicurezza e per la nostra dignità, perché non è possibile, è vergognoso che un legislatore ci faccia aprire 2 mezze giornate, cioè probabilmente non sa che cosa vuol dire aprire un ristorante. Non è come un interruttore della luce che accendi e spegni. Aprire un ristorante ha delle problematiche che sono grandissime. E veniamo quindi all'ospite di oggi, in diretta con noi Paolo Artelio, presidente di FIPE Confcommercio Verona. Buonasera signor Artelio. Buonasera a voi, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Ecco, ha sentito i contributi dei suoi colleghi in queste giornate di difficoltà dopo le feste, che di solito sono un momento importante per il mondo della ristorazione. Invece quest'anno chiaramente sono state segnate dalle chiusure, dalle varie zone rosse sostanzialmente nei giorni più importanti. Quindi qual è il bilancio dopo, oramai ne abbiamo già fatti negli scorsi mesi, anche qui in trasmissione con dei suoi colleghi, qual è il bilancio dopo oramai quasi un anno, 10 mesi di chiusure per il settore? Quali sono le difficoltà dei suoi colleghi? Guardi, le difficoltà sono innumerevoli.
Ormai abbiamo un settore che è quasi al collasso. Questa situazione che abbiamo deciso di fare questa, tra virgolette, questa serrata di locali è proprio come diceva il nostro presidente delle cose storiche antiche, è che non possiamo noi imprenditori essere come degli interruttori. Aprire per 2 mezze giornate una, chiamiamola ristorazione, che è dei livelli che Verona, ringraziando ovviamente tutti i grandi ristoratori di livello molto elevato, non possiamo permetterci di fare una situazione che abbiamo quasi tutto del prodotto fresco, aprire mezza giornata, poi chiudere e avere l'incertezza non solo dei 2 giorni che siamo sicuri che sono chiusi, ma abbiamo anche l'incertezza della settimana dopo, che non sappiamo se saremo gialli, arancioni, rossi. Quindi nessuna impresa può muoversi con queste situazioni con non chiarezza. Quindi anche una cosa di chiedere un po' di rispetto per la nostra categoria, che è una categoria per la filiera agroalimentare importantissima. Come lei prima diceva nella sua trasmissione, solo i numeri del mancati vendite solo della filiera agricola, e ovviamente perché dopo noi siamo la parte finale, e quindi se i nostri operatori non comprano nei supermercati, né dai contadini, la filiera ovviamente creiamo dei danni veramente notevoli. E questa è la situazione in cui ci troviamo, ma ne hanno già parlato bene i miei 2 colleghi. Il problema secondario è questo: noi saremo abituati a non chiedere aiuti, perché noi basta che ci facciano lavorare, però in questo momento, che non per colpa nostra non ci fanno lavorare, è ovvio che in questo momento devono finire le situazioni delle mance, perché con le mance non si tengono le nostre aziende in attività. Quello che si dovrebbe fare, e noi come FIPE lo stiamo facendo, siamo un'organizzazione, la più grande d'Italia, e stiamo andando e avremo a breve un colloquio anche col ministro Patuanelli, e noi chiederemo, come dovrebbe essere giusto, fare un ristoro, ma in base al fatturato che abbiamo perso dal 2019 al 2020. Allora quello avrebbe un senso, ma non si può dare a spicchi e bottoni un 20 su aprile, su maggio, su questa situazione. Uno, per essere serio, deve prendere tutta la situazione della filiera, quindi devo prendere l'anno solare intero, e da quello lì vedo quanto avevo fatturato 2019, vedo quanto ho fatturato 2020, e da lì pretenderei, tra virgolette, gli aiuti, perché come dicevamo siamo una categoria molto responsabile. Ci hanno detto di spendere dei soldi per la prima situazione per i nostri ospiti, l'abbiamo fatto, abbiamo diminuito i numeri all'interno dei nostri locali, ci avevano detto che all'inizio serviva il plexiglass per suddividere i tavoli, fatto anche questo, comprato ovviamente tutta la parte anche per le cucine, come si faceva già da prima, ma accentuate ancora di più tutta la parte di igienizzazione. Quindi abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto, nel momento che abbiamo fatto tutto ci hanno fatto chiudere. Certo, questa è anche una e situazione, quindi anche questa è la motivazione, insomma, della protesta di questi giorni. E poi tra un'altra motivazione, scusi, importante, è che noi adesso non abbiamo un'idea chiara, e penso che nessuna azienda possa lavorare senza sapere quando potremo riaprire e in che situazione. Noi vorremmo che ci fosse un piano vaccinale importante, che il governo ci deve dire: guardate, soffrite ancora tot tempo, ma da quella data lì avremo fatto un tot numero di vaccinazioni, saremo messi abbastanza bene, perché la mia paura è che allora sarebbe la distruzione completa di tutto il settore nostro della ristorazione, ma non solo, e di tutto il turismo, visto che sembra lontana, ma Pasqua è dietro l'angolo. Se noi non abbiamo delle certezze, veramente diventerebbe una situazione, penso, come una bomba atomica nel nostro settore, con delle situazioni di non più poter ricostituire quello che perderemo. Certo, infatti citavamo prima di nuovo i dati di Coldiretti, allora andiamo anche a vederli un attimo più nello specifico. I consumi fuori casa degli italiani, spiegano appunto, per colazione, pranzi e cene sono crollati del 48% nel corso del 2020, una drastica riduzione che chiaramente non è compensato dal leggero aumento qui chiaramente si parla della filiera, quindi il leggero aumento del 12% negli acquisti familiari di alimenti e bevande non compensa quello che manca nella ristorazione.
ristorazione. È anche una questione di qualità degli ingredienti, è una questione di filiera, come dicevamo. I ristoranti tipici di Verona, insomma, non sono i ristoranti di massa, non è il fast food, è un tipo di ristorazione diversa che ha anche una certa qualità, una certa cultura che si rischia un po' di perdere. Anche il contatto con il cliente, direi, in questi mesi diventa difficile restare insomma fedeli al ristorante di fiducia se non ci si può andare per tanto tempo. Lei ha centrato in pieno la situazione e questo, come dicevo prima, grazie agli operatori che abbiamo, i nostri ristoratori, veramente la qualità della città di Verona, ma direi di tutta la provincia, è molto molto elevata, e quindi, come dice lei, anche la situazione dell'acquisizione dei prodotti e di poter mantenere questa grande qualità è anche questa, diciamola bene, come punto di un'aggregazione, però di un'aggregazione controllata nella ristorazione. Secondo me andava lasciata, controllo sicuro, chi sbaglia deve pagare, ma secondo me non è che, come abbiamo detto tutti, non lo dico solo io, che a mezzogiorno si può andare a mangiare al ristorante quando siamo in zona gialla e alla sera non puoi più andarci. Quindi mi sembrano delle cose veramente assurde, e guardate, ma tutti abbiamo girato la parte dei ristoranti, ovviamente tutti si sono adeguati, abbiamo la distanza tra le persone, abbiamo ovviamente tutto quello che è stato chiesto di fare è stato fatto, e alla fine rimaniamo sempre gli ultimi con il cerino in mano. Questa è una cosa che veramente è penosa. Poi un'altra cosa molto pesante, che c'è una disparità tra le perdite che può avere una situazione come Verona, che Verona, dobbiamo pensare, essendo una città turistica e si muoveva, ha perso veramente anche tutta la parte estiva, togliendo che qualcosa sul lago di Garda è stato fatto, ma la città di Verona veramente è in ginocchio su questa situazione. E poi gli affitti della città di Verona sono elevatissimi, e quindi dobbiamo pensare che veramente i nostri associati in questo momento, e io lo so perché ho visto anche i numeri dei soldi che sono venuti a chiedere alle nostre associazioni di categoria per poter magari arrivare a una meta di poter mantenere aperti i propri ristoranti, i propri bar, però quello che dicevo è quasi impossibile, ma in tutto il mondo, che non ci sia un'impresa che non ha ancora ad oggi la data esatta di quando potrà tornare a lavorare in serenità. Quindi questa è la cosa che fa andare, non solo ucciderà le nostre imprese, ma fa andare in depressione anche tutta la nostra categoria, perché è impossibile organizzare niente. Cioè certo. Noi, e non solo per noi che siamo i titolari, ma io penso, perché dobbiamo pensare che abbiamo creato delle persone che sono la nostra forza, quindi i nostri collaboratori, i nostri cuochi, che in questo momento sono abbandonati, perché come lei lo sa meglio di me, la cassa integrazione non arriva, molti dei nostri associati stanno ancora pagando loro la cassa integrazione per i propri dipendenti, ma prima o poi finisce, quindi la situazione diventerà veramente grave, gravissima, perché non possiamo più andare avanti senza vedere un tunnel e avere una data esatta di poter riaprire e tornare a lavorare, perché noi non siamo una categoria che piange e vuole aiuti, vuole una data esatta in cui potrà ripartire e rifare il proprio lavoro. Noi siamo una categoria che non ha mai chiesto aiuti. Quando ci fanno lavorare siamo degli imprenditori e ognuno cerca di farlo nel miglior modo possibile per tenere in piedi il proprio ristorante, il proprio bar, pagare i propri dipendenti, i propri cuochi e tutto. Quindi non siamo mai stati una categoria che andava a chiedere. In questo momento dobbiamo chiedere, perché non per colpa nostra, ma non colpa di nessuno, quello è una situazione sanitaria, siamo chiusi completi da parecchio tempo, come diceva anche Visentini e come diceva Leo, e quindi siamo in una situazione grave. E nella gravità ancora più assoluta non c'è la data di riapertura. Se ci dicessero domani cominciamo a vaccinare e nel giro di breve arriveremo a quella auspicata immunità di gregge e da quel momento lì potremmo ovviamente aprire i nostri locali e lavorare, e quello che mi preoccupa è veramente la vicinanza, che sembra lontana, ma è la stagione, certo. La stagione estiva che per noi inizia da Pasqua, e noi dobbiamo essere pronti.
E tra l'altro, la fermo un attimo, in un settore come quello della ristorazione è necessario avere i tempi per programmare. Allora andiamo a sentire ancora Ramponi e Vesentini, perché loro questa mattina durante la trasmissione Buongiorno Verona ci hanno detto proprio questo: un settore come il nostro non può riaprire per 2 giorni così nel mezzo del nulla. Allora sentiamo Ramponi, appunto, i suoi dubbi su queste chiusure e queste riaperture. Se noi facciamo un'analisi del 2020, noi siamo quelli che sono stati più colpiti da questa pandemia. Fra l'altro dal 17 ottobre ricordo che ci hanno chiuso anche la sera. Grave ancora il fatto che hanno chiuso Natale e l'ultimo dell'anno, che era il momento dove noi lavoravamo di più. Consideriamo anche il fatto che nonostante che tutti i ristoranti e i bar fossero chiusi, diciamo che il contagio è aumentato, perciò non è colpa dei bar o dei ristoranti, anzi il ristorante è un luogo estremamente sicuro. Indubbiamente lei capisce che noi non sappiamo più cosa fare, soprattutto chiediamo alla politica che si decida una volta per tutte cosa vogliono farci di noi. Noi non siamo una macchinetta o un interruttore come prima, siamo delle persone, abbiamo delle famiglie, abbiamo il personale nostro, i nostri collaboratori, ma lei pensi che tutta la filiera che ci sono dietro i ristoranti, perciò dico che ci pensino un attimino. È vero che c'è la cassa integrazione, però noi dobbiamo sempre considerare che non è sufficiente la cassa integrazione, i dipendenti prendono 600-700 euro al mese, di conseguenza queste famiglie come fanno a vivere? Noi siamo preoccupati più per loro, a parte noi che siamo in tantissimi che chiudono, perché indubbiamente pagare l'affitto, la luce, il gas, pagare tutte le tasse, perché le tasse non le hanno tirate via, ricordiamocelo questo, e per noi che siamo chiusi diventa veramente un problema. E come dicevamo prima, aprire e chiudere per 2 soli giorni è un problema proprio tecnicamente. Sentiamo su questo ancora Vesentini. Le imprese e chi ci lavora e tutti quelli che stanno insieme a noi non sono degli interruttori che possono essere accesi e spenti a piacere. Ora, il pensare di aprire in questi 2 giorni che in realtà esistono solo come possibilità in quanto collocati tra la fine di un DPCM e l'inevitabile richiusura regionale che a breve avverrà, questo non può essere un modo di fare impresa, non è un modo dignitoso per noi, non è un modo dignitoso per i nostri dipendenti e tecnicamente rischia di essere quasi più costoso e oneroso del rimanere chiusi. Noi siamo imprese alimentari e noi trattiamo con alimenti, abbiamo quindi bisogno di fare linee, di fare scorta, di avere persone che vengono a manipolare alimenti e tutto questo in 2 giorni non può essere assolutamente garantito. Per questo motivo noi vogliamo dare questo segnale, noi non siamo marionette, ormai siamo stanchi, siamo in tanti casi disperati, ma non siamo disponibili a cadere a questi compromessi. Per cui diamo un esempio e poi vogliamo dimostrare ancora per una volta che l'aspetto sanitario non dipende da noi. Bar e pubblici esercizi e ristoranti sono stati additati per mesi come agenti di unzione, come untori, ma i numeri dopo 2 settimane di chiusura forzata, ripeto dal 24 di dicembre, stanno serenamente dimostrando che questo non accade. Allora, per dare ancora un segnale in più, vogliamo fare vedere che noi restiamo chiusi anche questi 2 giorni, a garanzia della nostra clientela, a garanzia del nostro staff e a garanzia di chiunque frequenti i nostri locali. Come diceva Vesentini e come già ci diceva Artelio, che da cui torneremo fra pochissimo, controlli anti-Covid, vediamo questo articolo sul nostro sito dailyverona.it, controlli anti-Covid, chiuso un altro bar, questa volta a Parona. Sono notizie che ogni tanto sentiamo, ma come dice Vesentini, non siamo gli untori noi dei ristoranti. Allora torniamo in diretta con Paolo Artelio. Non siamo gli untori, dice Vesentini, immagino sia d'accordo su questo e già ci accennava prima, avete rispettato per quanto possibile, appunto per quanto fosse anche comprensibile con i vari regolamenti che si accavallavano, soprattutto all'inizio, insomma, tutte le norme previste. Guardi, io le posso garantire, come diceva Vesentini e come diceva anche Leo Ramponi, quello che ci ha dato veramente fastidio per tanto tempo, essere 2 cose ci hanno dato fastidio: essere additati come untori e poi l'altra situazione è di essere delle attività non essenziali. Ecco, queste 2 cose io veramente non riesco a digerirle.
prima di tutto perché, come diciamo sempre, noi siamo consapevoli, siamo una categoria che prima di tutto ha a cuore la salute dei nostri clienti. Quindi noi abbiamo fatto tutto e forse qualcosa in più di quello per dare la tranquillità a tutti i nostri clienti di venire a mangiare tranquilli nei nostri ristoranti. Abbiamo, come dicevamo prima, diminuito i posti, abbiamo messo la situazione dei plexiglass, la febbre provata prima di entrare nei nostri locali, i barattoli igienizzanti in tutti gli angoli, quindi è stato fatto tutto e di più. E questo ci ha dato anche la riprova che, come dicevamo, essendo noi chiusi, non è che sono diminuiti i contagi sono aumentati. Quindi dobbiamo smettere di dire che la parte ristorazione, bar o altro, tutto quello che è la filiera, chiamiamolo, dei pubblici esercizi, sia la parte di untori. E poi, secondo me, un'altra parte importantissima che dobbiamo affermare è che veramente siamo una situazione di tranquillità sociale, perché è l'unico posto dove veramente si poteva andare ancora a mantenere quella piccola socialità che si può mantenere con i servizi e con la sicurezza che è data dai nostri associati. Invece adesso, come vedete, la società rimane, vengono fatti gli assembramenti nelle piazze, vengono fatti assembramenti un po' dappertutto, quando invece magari fare due chiacchiere a distanziati davanti a un bel piatto di pasta erano molto più sicuri i nostri ristoranti che altre zone. Poi, diciamolo francamente, perché noi vogliamo essere anche sinceri, noi abbiamo una categoria con dei numeri elevatissimi di associati e, come lei ben vede, qualcuno può sbagliare, ma sono numeri veramente, veramente piccoli, e su questo noi come sindacato non abbiamo mai andato in difesa. Per noi chi sbaglia deve pagare. Però io direi che il 99% di tutti i nostri associati, di tutti i locali che sono in Verona e provincia, si stanno comportando bene. Qualcuno c'è che può sbagliare, non dico perché lo voleva, un momento di sbaglio nelle regole, tutto è possibile, ma io direi che la nostra categoria, per la parte sicurezza e per la parte, chiamiamola, di controllo dei nostri clienti e dei nostri fruitori, dei nostri servizi, è sempre stata altissima, e lo è stata finché abbiamo potuto. Poi ci hanno fatto chiudere, però ecco, quello che mi piace che venga detto è che da quando siamo chiusi i contagi sono aumentati, quindi è ora di finirla di dire che gli esercizi pubblici sono degli untori. Certo, e già accennavamo prima, già lei ne accennava, la questione anche economica per quanto riguarda i collaboratori, i vostri dipendenti nei vari ristoranti, bar, insomma c'è difficoltà chiaramente per gestire anche quello che tanti, immagino, erano anche lavoratori stagionali, quindi quest'estate magari proprio non hanno trovato il posto, e poi si diceva anche la questione delle tasse e eventualmente anche dei debiti con i proprietari magari degli immobili, per chi non è proprietario. Quindi la situazione anche finanziaria dei vostri associati, c'è preoccupazione? Immagino di sì, ma in che grado di preoccupazione? Guardi, è una preoccupazione veramente elevata. Ci sono le due preoccupazioni forti, perché ormai, come dicevo, i nostri dipendenti fanno parte della famiglia della ristorazione, quindi sentirsi telefonare che fanno fatica a arrivare a fine mese, non arriva la cassa integrazione e quindi hanno da pagare anche loro gli affitti della loro casa, mantenere i figli e tutto questo, e quindi tutta la parte di ristorazione, finché ha potuto, ha anticipato ovviamente quello che doveva arrivare, diciamo, con date certe e con sicurezza alla parte dei dipendenti. L'altro punto che fa ancora più male, come diceva lei deve pensare a tutti quelli che potevano essere assunti nel periodo estivo, non sono stati potuti assumere ovviamente per le ragioni che sappiamo, e questi nostri colleghi che ci lavoravano nei nostri locali non hanno nessuna copertura, perché quelli non hanno neanche la cassa integrazione. Quindi sono stati lasciati soli, e ce n'è tantissimi, perché come in tutte le zone turistiche ovviamente si aumentava notevolmente le assunzioni per i periodi estivi, e questi nostri dipendenti lavoravano quei 7-8 mesi e quindi gli bastava, tra virgolette, per poter mantenere le proprie famiglie e riuscire a sbarcare l'anno solare. È mancato anche questa, abbiamo queste persone che, come dicevamo, i nostri dipendenti, quelli regolari a tempo determinato, hanno la cassa integrazione anche se arriva tardi in aiuto. Quest'altra parte dei dipendenti invece è stata lasciata sola. L'altra situazione che noi abbiamo paura, ma come FIPE, come Confcommercio stiamo
monitorando con tutte le nostre possibilità e con i nostri confidi, stiamo cercando di dare una mano a tutti perché qualcuno non caschi nella rete tra virgolette dell'usura o di situazioni di questo genere, perché ovviamente quando c'è la necessità del denaro per tenere aperte le nostre aziende, ovviamente si va alla prima situazione dalle banche, però ovviamente sappiamo tutti, non per dare colpa a nessuno, ma col lavoro che hanno avuto, il Covid anche negli istituti, quindi hanno dovuto diminuire gli orari di lavoro e tutte queste situazioni, quindi noi abbiamo anche questa paura che fino a un certo punto riusciamo a dare una mano a tutti. Più si prolungherà questa situazione, più abbiamo paura che qualcuno non caschi in situazioni pericolose. Ecco, cambiamo un attimo tema e sentiamo prima, poi chiederò anche a lei la sua opinione, sentiamo l'opinione di Ramponi e Vesentini su quello che è il tema delle consegne a casa. È stato all'inizio sembrava essere un po' la soluzione, ma anche qui vediamo che ci sono dei dubbi, forse non è un palliativo sufficiente. Sentiamo Ramponi. Ecco, io non la trovo una soluzione valida, anche perché la ristorazione ha bisogno di rispetto, e il cibo ha bisogno di rispetto, e dopo deve essere un punto di convivio. Il ristorante, perché c'è il ristorante? Il ristorante c'è perché uno si deve rilassare dal punto di lavoro. Noi non possiamo permetterci di portare degli spaghetti o portare una bistecca a casa, è un insulto al cibo. Io lo trovo sbagliatissimo, e fra l'altro il delivery, per quanto mi riguarda, e lo dico senza paura, questo è dato dalle grandi aziende. Se lei guarda, chi fa più le delivery sono le grandi aziende, non sono i ristoranti, sono i grandi praticamente. Perciò in questo mondo globalizzato noi ci troveremo che i grandi ci mangeranno. E sentiamo sullo stesso tema Vesentini, cosa ne pensa del delivery, della consegna a casa? Ormai dopo un anno, con un campione di oltre un centinaio di ristoratori che sono iscritti un po' nel nostro gruppo, possiamo dare dei dati e delle misure affermate. No, i delivery e i takeaway non sono la soluzione. Lo possono essere, ma solo localmente. Mi riferisco a città molto grandi come può essere Milano, per esempio Roma, con bacini di clienti potenziali enormi, e non città come Verona, per esempio, molto piccola, e non lo sono per una grandissima fascia di ristorazione, non lo sono per chi fa del servizio, penso a ristoranti importanti, penso a osterie importanti, penso a situazioni di dimensioni grandi, non lo sono perché non coprono in nessuna maniera il monte spese che ha una nostra attività aperta. Ecco, in questi mesi, Artelio, abbiamo visto i vari ristoratori o anche dei bar che si sono inventati lo spritz a domicilio, ma la consegna a domicilio può essere una soluzione o anche lei è dubbioso? No, sono molto dubbioso. È che noi abbiamo una grande categoria che ha una gran voglia di lavorare, ci siamo anche tutti all'inizio, specialmente nel primo lockdown, abbiamo cercato qualsiasi possibilità, qualsiasi modo per poter tenere accese le nostre insegne delle nostre attività, e ovviamente però sono pienamente d'accordo sia con Visentini che con il presidente Leo Ramponi che non sarà sicuramente il delivery che può salvare la nostra situazione, e ovviamente andremo solo ad arricchire l'e-commerce di un certo livello, che ovviamente, da come vedete, hanno aumentato in certi periodi la loro percentuale, e ovviamente sicuramente non può andare bene per i nostri locali che fanno della qualità la prima situazione per andare nella ristorazione. Quindi, come diceva il presidente Ramponi, noi non possiamo fare uno spaghetto, poi metterlo in una cosa di plastica riscaldata per riportarlo a mangiare, quindi assolutamente noi dobbiamo tornare in tempi velocissimi alla riapertura dei nostri locali, alla convivialità, e ovviamente riuscire a mangiare qualcosa nei nostri ristoranti di alta qualità, poterci bere un buon bicchiere di vino, visto che la nostra zona è ovviamente conosciutissima non solo per l'enogastronomia ma anche per la sua eccezionalità nella qualità dei vini, ovviamente sempre con moderazione, perché noi facciamo anche cultura del bere, e chiamiamolo consapevole anche il mangiare, ma quindi l'unica situazione è riuscire a riaprire in sicurezza i nostri locali e far tornare la gente alla convivialità e alla sicurezza del ristorante e del bar.
Ecco, quella di questi giorni, ritorniamo da dove siamo partiti. Siamo partiti a quella protesta di oggi e domani della chiusura dei vostri locali. In Piazza Bra centinaia di esercenti in protesta. Chiedo alla regia di far vedere questo articolo del 28 ottobre. Era una protesta di altro tipo, insomma organizzata in altri modi, un po' più rumorosa magari rispetto a una serrata, ma chiaramente c'era stato anche questo tentativo di contatto. Qui vediamo Paolo Arena con il sindaco di Verona, Federico Sbuorina, ma c'erano stati questi tentativi di far vedere appunto le difficoltà del settore. Anche qua di nuovo un intervento sempre del nostro presidente Artelio. Insomma, tanti tentativi di far sentire la propria voce. Si è smosso qualcosa in questo tempo, in questi mesi, o c'è ancora difficoltà? Secondo me è qualcosa abbiamo fatto, ma è ancora veramente troppo poco. Quindi noi come FIPE abbiamo chiesto un'altra riunione d'urgenza col ministro Patuanelli, perché dobbiamo ovviamente riuscire, come diciamo, ad avere dei ristorni equiparati alla perdita che abbiamo avuto, ma non per far arricchire il ristoratore, ma solo per pagarci le spese e riuscire a mantenere attivi i nostri ristoranti, per poter, appena si potrà, ripartire e non perdere quella situazione di grande qualità e quella situazione di gastronomia che ha fatto diventare grande Verona e tutta la provincia. Perché voi dovete ricordare che Verona, essendo città d'arte cosa turistica, io voglio ricordare sempre a tutti che il turista, nella scelta della destinazione turistica, la gastronomia è al terzo posto, quindi è sul podio. Quindi uno viene a Verona non solo per le bellezze che abbiamo architettoniche, storiche, tutto quello che ci va, ma viene anche perché a Verona si mangia bene, dove ci sono dei ristoranti che ti accolgono, ti danno un ottimo prodotto, ci sono dei bar dove puoi fare un'ottima colazione, puoi berti un ottimo cappuccino. Quindi ricordiamo sempre che la gastronomia, terzo posto per destinazione turistica. Noi viviamo prettamente in città e quest'anno l'abbiamo visto, viviamo di turismo. Se appena ci cala il turismo siamo in una situazione veramente pericolosa. Ecco, proprio su questo tema, il turismo, esulando anche un momento da quella che è la situazione di oggi, insomma guardiamo anche un po' avanti con fiducia a quando finalmente, speriamo, con le vaccinazioni e tutto il resto, insomma potremo tornare a fare quantomeno una vita simile a quella che facevamo prima. Il settore, come diceva lei, dei ristoranti tipici, della qualità enogastronomica, cosa può dare al turismo in una città come Verona? Quali sono le sfide sotto questo punto di vista per il futuro, guardando appunto avanti, quando avremo superato questo momento di difficoltà? Quali contatti, quali reti, di cosa anche avete bisogno dall'istituzione? Insomma, un turismo della Verona del domani, come lo vede e quali sono i suoi auspici in questo senso? Guardi, il nostro turismo, specialmente quello nostro di Verona e della provincia, è un turismo che si basa principalmente sul mercato ovviamente straniero. Quando eravamo nel pieno della nostra, chiamiamola, situazione turistica tranquilla, dobbiamo pensare che abbiamo penso un 60-70% del turista che viene a Verona e nella parte della provincia di Verona è straniero. Quindi cos'è che dobbiamo dare? Non dobbiamo dare niente, dobbiamo mantenere. L'importante è che noi negli anni, Verona e provincia, nella parte ristorazione, dicevo, si ha fatto veramente una fidelizzazione del turista, ma perché il turista è diventato quasi un componente del ristorante, quasi un componente di famiglia, quindi trattato sempre con gentilezza, la qualità del mangiare è ottima, l'abbinamento con il vino sempre dato al massimo della professionalità. Questo noi dobbiamo, ed anche questo nel futuro non si potrà cambiare. La gente verrà sempre a Verona perché città, penso una delle più belle città d'arte d'Italia, ma anche, come diciamo, nelle situazioni europee non abbiamo niente da invidiare a nessuno, però una delle componenti importanti della parte della filiera del turismo, oltre ovviamente, come sappiamo tutti, la Fiera di Verona, la nostra arena è la nostra ristorazione, perché la gente dopo
che ha visitato il turismo, che si è andata in una fiera, che si è andata a vedere un'opera importante in arena, la situazione che hanno loro importante è riuscire a sedersi o in un bar o in un ristorante, mangiare e bere bene, e questo è quel ricordo e quell'emozione, oltre alla serata che ha visto, oltre ai monumenti che ha visitato, che gli rimarrà nel cuore e spingerà ancora una volta per l'anno successivo a ritornare nella nostra bellissima provincia. Ecco, grazie allora a Paolo Artelio che è stato con noi questa sera. Le chiedo un ultimo mezzo minuto. Tanti suoi colleghi, lo dicevamo prima, probabilmente sono anche un po' sfiduciati, qualcuno rischia di chiudere o di finire in brutte mani. Un messaggio di speranza, un messaggio ai suoi colleghi per dire andiamo avanti, guardiamo con fiducia in questo 2021. Guardate, in questo momento qua quello che mi sento di dire è che serve una grande unità in tutta la categoria, quindi rimaniamo uniti, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Le associazioni di categoria sono a disposizione, non facciamoci prendere dallo sconforto, cerchiamo di stare uniti e ognuno con l'aiuto uno dell'altro vedrete che nel giro, e mi auguro, se tutto va bene e anche lo Stato ci dà una mano, oltre come dicevamo con i ristori, ma anche con queste benedette vaccinazioni, che sarebbe l'unica via che vedo per uscire da questo momento tremendo. Io vorrei solo sperare di soffrire ancora un pochettino, ma di cominciare a vedere di là del tunnel fra poco tempo, 15, 20, un mese, di cominciare a vedere il sole che sorge e ricominciare a vivere e ritornare a vivere come eravamo abituati. Allora grazie ancora a Paolo Artelio, Presidente. Grazie a voi e grazie a tutti i vostri ascoltatori. Grazie, e la lascio insomma alle sue occupazioni. Buona serata. Buona serata, grazie. E andiamo a concludere sentendo gli ultimi due contributi di questa sera. Abbiamo sentito Paolo Artelio. A livello nazionale con FIP e Confcommercio si cercano contatti con il Ministero, parlava appunto di un incontro previsto con il Ministro Patuanelli, ma cosa chiedono alla politica i ristoratori? Sentiamo dalle voci di Leopoldo Ramponi e di Vesentini. Sentiamo Ramponi. Ma ecco, questo è un altro punto abbastanza doloroso perché effettivamente noi dobbiamo sempre pensare che loro ci hanno dato un piccolo aiuto, non è sufficiente per quanto riguarda il mantenimento di un ristorante. Allora, se loro vogliono che noi chiudiamo, perfetto, riconosceteci però quello che ci viene, ma soprattutto non parlatene e basta, non ditelo ridendo in televisione a dire ma noi gli stiamo dando una mano, non è vero assolutamente. Allora fate come hanno fatto degli altri, voi ci riconoscete il nostro 90%, 100% e se restiamo a casa. Trovo però sempre il mio pensiero che non sia giusto darmi uno stipendio per stare a casa quando io ho un negozio. Questo è sbagliatissimo. Se dopo vogliamo affrontare la pandemia come la pensano loro, è sbagliato. Vogliamo chiudere, devono chiudere tutti. Tutti devono chiudere. Non uno sta aperto, uno sta chiuso, cioè tutti devono chiudere per me. Non vogliamo uno stipendio, dice Ramponi, ma Vesentini conferma comunque la necessità di aiuti per il settore. Allora sentiamo in conclusione il suo commento. Razionalmente in questo momento, visto come si è dipanata fino adesso la matassa delle chiusure, noi ci aspettiamo degli aiuti. Mi spiego, noi e i nostri collaboratori abbiamo disperatamente bisogno di aiuto su due livelli, un aiuto nazionale, quindi torniamo al DPCM, e un aiuto locale, che riguarda più le amministrazioni che giacciono sulle nostre città. Perché a livello nazionale? Perché il governo, e non vorrei buttarlo in politica, ha dato dimensione e dimostrazione fino adesso di non essere in grado di capire i tempi dell'impresa e i modi dell'impresa. Lo vediamo appunto anche in questi 2 giorni, accesi e spenti come niente fosse. Quindi non pretendiamo da questo governo un cambio di idee che plausibilmente non arriverà. Quello che chiediamo però è che dia corpo alle promesse che ha fatto. Quindi anche il famoso ultima tranche ristori promessa da Conte nel discorso del 24, che si realizzi, che i soldi arrivino. Ma non lo chiediamo solo per le nostre aziende, lo chiediamo soprattutto per i nostri collaboratori. Pochi sanno che la cassa integrazione nel nostro settore per i nostri collaboratori al momento è ferma tra settembre e ottobre. Quindi chi lavora per noi, chi lavora nel settore ristorativo, spesso non prende soldi dallo Stato da ottobre. Ecco, noi vogliamo un cambio importante di marcia da questo punto di vista. Per cui se dobbiamo restare chiusi, se la ristorazione si deve fermare completamente, chiediamo al governo di mettere in atto le promesse che ha fatto. E poi andiamo a livello locale, dove chiediamo agli amministratori locali
una grande attenzione non solo per questa fase di chiusura, agendo dove possono a livello locale di imposte, Tari, Tarsu, IMU, ma soprattutto preparando, pianificando la ripartenza. Chi ha città turistica, come nel caso di Verona, pensando a come riportare i turisti a Verona a sblocco della situazione, come riportare i veronesi in città quando l'epidemia sarà finita. Chiediamo a chi ha città grandi di aiutare, in particolare agendo sulla riva degli affitti, quindi dove le città sono più costose, aiutare i nostri colleghi aiutandoli appunto a pagare affitti un po' minori in questo periodo di chiusura. Insomma, noi cerchiamo dall'amministrazione un feedback che ci permetta di andare avanti e pianificare con più serenità la ripartenza. Abbiamo sentito questa sera le voci dei ristoratori, in particolare ristoratori tipici, ristoratori del centro di Verona, della città, dove la qualità e l'offerta culturale della città insomma cresce, quindi chiedono aiuti, chiedono uno sguardo appunto di attenzione da parte delle istituzioni. Verona Live per questa sera finisce qui e la trasmissione continua la prossima settimana e chiaramente torneremo con tutta il nostro palinsesto dopo queste feste. Grazie ancora per averci seguito e buona serata.